né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il giorno di giovedì 2 febbraio, sono le 7.31, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il dettaglio di ciò che va in onda quest'oggi. Intanto l'agenzia ANSA apre la sua prima pagina con il caso Cospito, Nordio, Meloni, Fratelli d'Italia e PD allo scontro, non è al governo, non è un problema politico, ha detto la Premier intervenendo in diretta su Rete 4 ieri sera, servono prudenza e responsabilità. La visita in carcere a Cospito di una delegazione del PD, poi vedremo il resto. Lufthansa comprerà il 40% di ITA per 250-300 milioni. L'ingresso operativo dei tedeschi nella NewCo, nella nuova società, in estate. Il futuro dell'ex Alitalia. Israele effettua un attacco aereo sulla striscia di Gaza e poi ancora l'agguato ad Alatri, c'è la svolta, 2 sospettati in caserma. I 2 sarebbero fratelli e originari di Frosinone. Non si esclude possano essere gli esecutori materiali dell'omicidio nato a quanto pare su questioni di spaccio di droga. La banca centrale americana alza i tassi, un altro più 0,25%, cosa che dovrebbe fare anche la banca centrale europea a breve. Ai massimi dal 2007 i tassi di interesse. Trovato il corpo di Iana, in carcere l'ex per l'omicidio, il cadavere nascosto in un campo al confine tra le province di Mantova e Brescia sotto una catasta di legno. E ancora il caso Cospito e annessi e connessi. Parla Del Mastro, sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia. Non mi dimetto, non sono io che dico agli anarchici cosa fare, dice il sottosegretario Del Mastro delle Vedove. Il consigliere regionale dei radicali Usuelli, andato a incontrare in carcere Cospito a Milano. Gli ho chiesto di condannare le violenze di questi giorni, ma non si sente di dire nulla, nemmeno di condannarli. Le opposizioni chiedono le dimissioni di Del Mastro e Donzelli, eccetera, eccetera. L'eccetera lo vediamo dopo. Gli Stati Uniti invieranno i missili GLSDB, monito di Mosca, a Israele. Nel frattempo, Israele che si è detta pronta forse ad aiutare l'Ucraina, bombardamenti russi su Kramatorsk, denuncia Kiev, 2 i morti. Gli Stati Uniti invieranno missili a più lunga gittata rispetto a quelli forniti finora alle forze armate, alle forze militari ucraine. Negli Stati Uniti la polizia spara e uccide un afroamericano in sedia a rotelle. Il racconto di uno sci alpinista sopravvissuto 24 ore sotto una valanga, in prima pagina ancora sull'agenzia ANSA. Diffamazione per Salvini, Saviano in tribunale. Sono fiero di essere imputato, dice lo scrittore in aula. Nella lista dei testi della difesa citato anche l'attuale ministro dell'interno Piantedosi. Poi un killer dell''ndrangheta evade dai domiciliari nel milanese, dall'abitazione del padre, dove stava scontando la detenzione domiciliare col braccialetto. Condannato per 2 omicidi, uno dei quali l'assassinio di un appuntato dei carabinieri, era già evaso nel 2013. Gli hanno consentito di ripetere l'operazione. Il Papa ha detto basta arricchirsi con i soldi sporchi di sangue dal Congo,
Condanno massacri e stupri, Dio abbia pietà di noi. Un appello a smilitarizzare i cuori. Bergoglio ricorda l'ambasciatore italiano Attanasio, un seminatore di speranza. Nel frattempo è la notte della cometa dei Neanderthal, un nome evocativo. Saluterà la Terra. La diretta alle 5, alle 18:11 ora italiana, passerà alla minima distanza dalla Terra, a circa 42 milioni di chilometri, ma il momento migliore per osservarla sarà a notte fonda, poco prima dell'alba, quando la Luna sarà tramontata. Presumo stanotte, immagino, a meno che sia avvenuto la notte scorsa, ma la cosa è di una certa importanza secondo l'agenzia ANSA, che lasciamo per andare a vedere subito i quotidiani di oggi, le prime pagine al volo. Segreti e silenzi è il titolo di Avvenire sulla questione Cospito, Procura di Roma, che apre un'indagine su che cosa? Su Donzelli. Così Nordio non chiarisce il caso. Il vespaio sollevato dal caso Cospito, il sottosegretario alla giustizia, Del Mastro, e il vicepresidente del Copasir, Donzelli, negano che le informazioni sui contatti fra l'anarchico e i boss fossero riservate. Di questa opinione è anche un magistrato, Sebastiano Ardita, intervistato da Felice Manti sul Giornale, lo vedremo dopo. In ogni caso, il ministro di Giustizia ha preso tempo in attesa delle indagini della Procura di Roma, che ha aperto indagini per verificare se le informazioni riferite da Del Mastro a Donzelli e da questi rese pubbliche alla Camera siano state riservate, segrete oppure che cosa. In serata la Premier Meloni ha difeso il ministro Nordio, mozioni dei PD e 5 Stelle per la rimozione del sottosegretario, eccetera. Soprattutto eccetera, mentre fare riforme non bombe è il titolo dell'editoriale di Avvenire, che parte dall'autonomia differenziata. Le differenze sono una ricchezza, si dice, e perciò un progetto di autonomia differenziata dovrebbe essere salutato con favore. L'Italia è terra di campanili, ogni territorio ha richieste, ci sono le comunità locali, ci sono interessi diversi da ricomprendere in un unico tessuto nazionale. È bene che ci si possa esprimere e confrontare. Sono le zone che non hanno addosso i riflettori della cronaca a chiedere che si illuminino i veri problemi, cioè la mancanza della scuola per i figli, l'azzeramento dei trasporti locali, la scomparsa dei presidi sanitari indispensabili che prima c'erano e adesso anche ospedali non ci sono più. È di quell'Italia che si sta ritirando, per usare le parole del presidente Mattarella, che si dovrebbe parlare oggi, prendendo in analisi la bozza del disegno di legge messa a punto dal ministro Calderoli. Un paese di città, di tante aree interne, di piccoli comuni, di milioni di cittadini che stanno vivendo il disagio di una stagione difficile. È un'Italia che rivendica, per usare una parola che va di moda, sovranità. Vorrebbe risposte all'altezza. Si è deciso invece di andare di corsa a passo di carica su questo tema. Ora, francamente, andare di corsa dopo che sono 22 anni che questo tema è in Costituzione italiana sembra un po' un eccesso. Andiamo calmi, mettiamoci 2 secoli, così siamo più tranquilli tutti, o no? Lasciamo Avvenire e la sua prima pagina per andare a dare un'occhiata, per quanto veloce, al Corriere della Sera. Apertura, indovinate un po', sul caso Cospito, del quale poi parleremo a parte, mentre gli Stati Uniti sono pronti a inviare bombe a lungo raggio a Zelensky, il grandissimo amico di Bruno Vespa. Gli Stati Uniti sono pronti a fornire all'Ucraina le GLSDB, che non è una sigla di nuovi orientamenti sessuali, purtroppo, ma bombe con un raggio di circa 150 chilometri. Thomas è morto ad Alatri, ma erano fattacci di droga, roba loro, e poi trovato il corpo di Iana sotto una catasta di legna. Dalle prime pagine non c'è alcun riferimento alla ragazza trovata morta allo Yulm, una delle università milanesi. Lo vedremo commentato con una pagina intera solo sul giornale, questo fatto. Su altri giornali come il Corriere della Sera, che pure è di Milano, zero, zero assoluto. Non esiste la notizia di questa ragazza che si è, a quanto pare, suicidata. Dicono, mentre lasciamo il Corriere della Sera andiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Cospito aveva detto ai deputati del PD: voi dovete parlare con i boss mafiosi. Lo ha raccontato il signor Verini, che di professione è deputato del PD, giusto appunto. A Sassari ci indicò le celle dei mafiosi e noi li salutammo. Così, en passant, perché sono cordiali, sono cortesi, sono persone educate i deputati del PD e salutano anche i boss mafiosi. Giustamente, peraltro. Nordio non sa nulla, scrive
Il Fatto Quotidiano: su Donzelli si trincera dietro l'inchiesta dei pubblici ministeri. Sul 41 bis dietro il procuratore generale. La relazione del DAP, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, al Ministero su Cospito, i mesi al 41 bis, parlò alla sorella, parlò ai medici, so fin dove posso arrivare con la strategia dello sciopero della fame. Conte e il PD chiedono di togliere le deleghe a Del Mastro, Scarpinato chiede le dimissioni di Nordio, eccetera, eccetera. Intanto il Friuli si spopola, ma le poltrone no. 49 consiglieri intoccabili, scrive il Fatto con la foto del presidente del Friuli, Fedriga. L'onda lunga della Covid, sanità povera, liste d'attesa, 1 su 3 si fa la polizza privata. La giornalista Flavia Amabile ha raccontato ieri sulla Stampa che se non fosse stato per la Casagit, cioè l'assistenza sanitaria che le imprese editoriali e i giornalisti si pagano come fosse una mutua privata, il tumore al colon l'avrebbe ammazzata in attesa delle visite con la sanità pubblica. E si è posto il problema: ma io ho la sanità privata? La paghiamo naturalmente, imprese editoriali e giornalisti. Chi non ce l'ha cosa fa? Muore. Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, a proposito di sanità, la Cassazione ha stabilito che l'ex presidente della Lombardia Formigoni e i suoi co-condannati debbano pagare, udite udite, 47 milioni, sono come quasi i 49 della Lega, solo che non c'entrano nulla, perché quelli della Lega sono i famosi fantomatici 49 milioni che erano finanziamento stabilito dalla legge, come ben sappiamo, comunque lasciamoli perdere. 47 milioni alla regione Lombardia devono ripagare Formigoni e i suoi co-condannati. Il Celeste Formigoni potrà devolverle alla regione il vitalizio che percepisce da pregiudicato. Sempre dal Fatto, catastrofe e giustizia, il problema vero è che manca tutto, funziona nulla, paralisi, peggio dell'amnistia. Alla Corte d'Appello di Milano sono preoccupati anche dall'accatastarsi delle pratiche di archiviazione. In soccorso agli uffici arrivano pensionati, alpini, percettori del reddito di cittadinanza e anche sponsor privati. Mentre gli Stati Uniti mandano i missili sbagliati, F-16 diversi da quelli chiesti dall'Ucraina, lite fra Biden e Pentagono, pronti altri 2 miliardi di dollari in aiuti militari con i razzi detti GLSDB, 40.000 dollari a pezzo, che però non sono immediatamente disponibili. Vediamo un po' anche l'articolo di fondo, l'articolo di commento di Marco Travaglio. Elli, ti presento Renzi. Le notizie vere sono sempre censurate, scrive il direttore del Fatto. Oggi infatti l'intera stampa mondiale ignorerà il mega scoop di Maria Teresa Meli, uscito ieri sul Corriere, che peraltro l'ha colpevolmente confinato a pagina 11 e nascosto sotto il titolo depistante Franceschini, Zingaretti e gli altri, il vecchio PD che sta con Elly Schlein. Diversamente da quello nuovo dei Fassino, Marcucci, Nardella, Emiliano, De Luca padre e figlio, Serracchiani, Malpezzi, Piccierno, che sta con Bonaccini. Bisogna munirsi di microscopio elettronico e inoltrarsi nella lettura della nostra renziana preferita, Maria Teresa Meli, Corriere della Sera, per scoprire alla quinta colonna queste poche righe di pura dinamite che dovrebbero far sobbalzare chiunque e provocare come minimo la cancellazione delle primarie del PD. Scrive Meli: l'idea di Zingaretti, Orlando e Articolo 1, lo commenta un autorevole dirigente PD sponsor di Bonaccini, è quella di utilizzare Elly Schlein per fare del PD un partito della sinistra. Una cattiveria? Fino a un certo punto, scrive Maria Teresa Meli. Non so, cari lettori, commenta Travaglio, se vi è chiara la gravità della situazione. Nel partito della sinistra, erede della sinistra PC, della sinistra DC, c'è un dirigente autorevole, infatti per parlare chiede l'anonimato, che denuncia una congiura per fare del partito della sinistra un partito di sinistra. Potrebbe non essere una cattiveria, come scrive Meli, potrebbe addirittura essere vero. Per tutta la giornata di ieri abbiamo atteso una smentita dai 3 presunti congiurati, Zingaretti, Orlando e Articolo 1, scrive
Marco Travaglio con sommo di sarcasmo sul PD. Mentre lasciamo il Fatto Quotidiano andiamo a vedere il Giornale. E il Giornale apre con un'intervista di Augusto Minzolini a Silvio Berlusconi, che come al solito è di pagina 2, pagina 3, linea dura del CAV, massima fermezza con mafiosi e terroristi, ma la salute dei detenuti è sacra, dice Silvio Berlusconi, giusto che i parlamentari vigilino, servono più carceri. E poi c'è Stalin, la Russia omaggia Stalin, inaugurato un monumento, un regime copiato dall'Unione Sovietica. Ecco cos'è la Russia di oggi. A centropagina l'inflazione rallenta, primi segnali di tregua. Anche in Italia finalmente l'inflazione perde slancio, secondo l'Istat, sebbene il dato mensile sia in aumento dello 0,2%, la crescita dei prezzi a gennaio su base annua è stata del 10,1% in netta frenata rispetto all'11,6% di dicembre. L'Unione Europea intanto apre agli aiuti di Stato per contrastare i costi della transizione ecologica e sostenere il lavoro. Una delle ultime è l'abolizione delle caldaie a gas entro pochi anni, ma sui regali dell'Unione Europea poi si soffermerà alle 9.30 nella rubrica Scuola di Magia Claudio Borghi Aquilini. Intanto a Milano una vita fallita è l'unico giornale, Il Giornale, che si occupa della ragazza suicida allo Yulm. Una ferita per tutti, scrive il giornale, poi vedremo. Intanto dal giornale passiamo al quotidiano nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino. Caso anarchici, ok, ma poi c'è una notizia curiosa. Vi ricordate Amanda Knox, il processo per l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia e l'ex pubblico ministero Giuliano Mignini, quello che la voleva a tutti i costi far condannare? Ebbene, sono diventati quasi amici. Amanda Knox, condannata e poi assolta per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher nel 2007 a Perugia, ha voluto incontrare l'ex pubblico ministero Giuliano Mignini, che l'aveva indagata e la voleva condannare insieme a Raffaele Sollecito. Tra l'ex imputata statunitense e il suo inquisitore, il contatto epistolare dura da 3 anni. E Mignini, il pubblico ministero, arriva oggi a definire straordinario il loro rapporto, fatto di fiducia e di scambi di foto di famiglia. Mentre sempre dal primo piano del quotidiano nazionale, in questo caso Il Giorno, però fuga dal liceo classico a Milano, un'intervista alla grecista Eva Cantarella, il greco non dà lavoro? Falso, perché insegna a vivere, uno dei luoghi più comuni, più straordinariamente longevi di tutta la storia dell'istruzione, pubblica e privata, che il greco non serve a un tubazzo ma ti insegna a vivere. Uno di quei luoghi comuni che cominciano a diventare anche proprio insopportabili. Comunque, al di là di questo, lasciamo Il Giorno, andiamo a vedere Il Mattino di Napoli, che a tutto spiano va contro l'autonomia, il Sud fa muro. Oggi arriva il primo via libera del Consiglio dei Ministri alla bozza presentata da Calderoli. Più fondi per il Nord con la ripartizione dell'IRPEF. Chissà da dove l'ha tirata fuori sta roba qua, Il Mattino di Napoli, perché la bozza Calderoli ce la siamo letta ieri, non c'è niente di tutto ciò. Comunque, chi racconta favole probabilmente ha più attenzione di chi studia. Comunque, a proposito della scuola, il giorno in cui arriva in Consiglio dei Ministri la bozza sull'autonomia di Calderoli, presentata dal ministro Calderoli, il caos fondi resta, eccetera, eccetera. Il federalismo contrasta con le richieste dell'Europa, scrive commentando Paolo Balduzzi, sempre sul Mattino di Napoli. Poi Acerra, shock in clinica, muore dopo un intervento di chirurgia plastica, una 49enne di Arzano, sottoposta a intervento lunedì, trasferita d'urgenza in sala operatoria perché le condizioni si sono aggravate nella notte, non sono riusciti a salvarla. È morta così Giuseppina Grande, 49 anni. E con ciò lasciamo anche Il Mattino e andiamo a vedere Il Tempo di Roma. Apertura sugli anarchici che sfidano lo Stato e sull'ultima follia verde dell'Europa. Dal 2029 stop alle caldaie a gas. Tanto, commenta Osho nella fotovignetta che raffigura la Presidente della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, tanto per quella data il gas non ce l'avremo più, mortacci loro. E sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, la Lega per il voto alla Pisana, cioè per le regionali del Lazio, solo il centrodestra può dare più poteri alla capitale d'Italia. Lasciamo con ciò Il Tempo, vediamo pure la Repubblica.
apertura naturalmente sulla giustizia, su quella roba lì, non sulla giustizia, assedio a Del Mastro, niente po' di meno. Poi c'è una cosa curiosa dalla Germania, trova e uccide una sosia per scomparire. La assassina viveva in Germania, ha trovato una sosia in Algeria, l'ha fatta fuori per scomparire lei, per poi far passare l'idea che era scomparsa lei. La killer è finita in carcere, scrive Repubblica in prima pagina. I prezzi rallentano, l'inflazione resta però alta e poi c'è il dodo. Bentornato caro vecchio dodo, scusa per l'estinzione. Una società americana vorrebbe far rivivere l'uccello estinto modificando il DNA di un uccello vivente per ricreare il dodo, il famoso mitico uccello estinto. Sono cose importanti. Mentre da Repubblica, chiedo scusa, passiamo alla consorella Agnelli Elkan. La Stampa, nessuno può sfidare lo Stato, è la frase tra virgolette di Giorgia Meloni. Sono gli anarchici a creare tensioni. Su Donzelli c'è un'inchiesta, ha detto Nordio, sono stati diffusi documenti sensibili, si vedrà. Mentre questa è bella, Salvini disse a Giorgetti: io tratto Donzelli da genio, in cambio mi dai i soldi per Lampedusa. Come se Donzelli fosse il figlio di Giorgetti e ci fosse uno scambio. Io faccio finta che Donzelli sia un genio, in realtà un cretino, e dopodiché tu mi dai i soldi per Lampedusa. È fantastico il retroscena. In retroscena si possono dire delle cose incredibilmente interessanti. Mentre sempre dalla prima pagina della Stampa c'è da segnalare la scuola in crisi, il futuro non si può lasciare a scelte di poteri locali, cioè federalismo scolastico vade retro Santana, scrive la sociologa Chiara Saraceno, la sanità è in tilt, saltano 2 milioni e mezzo di esami per malati oncologici. Il nuovo libro di Salman Rushdie, dopo l'attentato in cui ha rischiato la vita, appaiato a Rushdie, purtroppamente per la Stampa, il cui prestigio rischia di vacillare, c'è anche Roberto Saviano. Processano le mie idee. Sono imputato per aver detto a Salvini, ministro della mala staccato vita. Povero Roberto. Mentre sempre dalla prima pagina della Stampa, Lia Celi, scrittrice, ironista, io e mio figlio, la transizione fatta assieme, la disforia di genere. Un altro caso di una mamma che ha a che fare con un figlio che scopre di non essere nei suoi panni, nel suo sesso e vuole cambiarlo. Mentre inevitabilmente l'occhio cade sul pezzo di Concita De Gregorio in prima pagina sulla Stampa. Arriva il momento del buon umore finalmente. Joe e Andrea, trilocale Vista Mafia. Più di tutto mi entusiasma la storia del trilocale con cucina in comune, tipo studenti fuori sede. Si dividono le bollette, la spesa dei surgelati, si fa a turno, in bagno va prima chi deve uscire per primo e all'odore del caffè ci si trova spettinati lì davanti ai fornelli, in mutande e in pigiama e si fanno due parole. Senti, ma questa storia di Cospito, niente, dice che era d'accordo con i mafiosi. In che senso? Sì, ho visto le carte, le intercettazioni, 2 della Camorra e dell''Ndrangheta, amici suoi, si mettevano d'accordo. Veramente, fa vedere. Così, fra uomini di governo della cerchia stretta del primo ministro, fra gente custode di segreti di Stato che maneggia i dossier come fossero gli appunti di estimo. Dai che ti do i miei, così fai bella figura, o gli screenshot dei messaggini dell'amorosa. Guarda che mi ha scritto, leggi, leggi. Gio sarebbe Giovanni Donzelli, Andrea del Mastro delle Vedove. Vivono insieme e si scambiano i documenti. Naturalmente, qui per tranquillità delle rispettive famiglie, tocca precisare che non è da intendersi in senso letterale questo fatto delle morose, che di certo i coinquilini non hanno. È un esempio di fantasia. Insomma, questi due si scambiavano robi di Stato come se fossero cose private. Il Donzelli e il del Mastro delle Vedove. Il buongiorno Diabolic con la K di Mattia Feltri. Io non lo prenderei sotto gamba perché sentite qui che complottone. Allora il deputato meloniano Giovanni Donzelli va in Parlamento e denuncia una saldatura fra anarchici e mafiosi per abolire il 41 bis, cioè il carcere duro. Svela che l'anarchico Cospito nell'ora d'aria parlava coi boss che approvano la sua battaglia contro il 41 bis. Attenzione, ecco il primo congiurato, l'amministrazione penitenziaria, cioè il ministero. Al 41 bis infatti non si sceglie con chi andare all'ora d'aria, ma con chi ti impongono. E a Cospito chi hanno imposto i mafiosi.
Andiamo avanti. Il secondo congiurato è la Corte Costituzionale che non vuole abolire il 41 bis, ma guarda caso ha spesso chiesto di risistemarlo perché fosse più aderente al senso di umanità e spesso ce l'ha fatta. Non è finita, il terzo congiurato è la Corte Europea dei diritti umani, altrettanto perplessa sul 41 bis fino a dichiarare illegittima l'ultima proroga inflitta a Bernardo Provenzano, niente meno, il capo dei capi. Ecco che la saldatura fra anarchici, mafia, Ministero Consulta, Unione Europea si fa inquietante. Aggiungiamo i radicali, qualche ex magistrato come Gerardo Colombo, alcuni sparuti giornalisti, il quadro è completo. Ma manca l'ultimo tassello da brividi. I detenuti vanno al 41 bis soprattutto per evitare che comunichino coi loro sodali a piede libero. E chi ha svelato al mondo le conversazioni fra l'anarchico e i boss, di modo che tutti gli anarchici e tutti i mafiosi ora le conoscono e possono organizzarsi contro il 41 bis? Proprio lui, Donzelli, il congiurato che denuncia la congiura. Diabolico. Allora, diciamola tutta, che quelli al 41 bis vorrebbero abolire il 41 bis, non c'era bisogno che ce lo rivelasse Donzelli, o sbaglio? Che il Cospito, piuttosto che i mafiosi, al 41 bis non vogliano il 41 bis, potevamo immaginarlo anche da soli. Ergo, le eventuali manifestazioni di piazza potevano essere, o comunque attentati, disastri, omicidi, sparatorie, bruciamenti di macchine pubbliche e private, potevano essere anche previsti prima, no? Era probabile che probabilmente quelli che stanno al 41 bis non gli piace tanto il 41 bis, o no? Comunque c'è da aggiungere un complottista in più, il buonsenso elementare, la logica elementare. Lasciamo con ciò l'inappuntabile prima pagina di Repubblica e finalmente tocca alla Pravda, la nostra verità, la verità alla quale ci abbeveriamo con sete inestinguibile tutti i giorni. Gli utili idioti dell'eversione, il titolo d'apertura col pezzo del direttore Belpietro. A che gioco giocano i democratici? Il PD crea una cagnara sulla rivelazione di presunti segreti, ma non spiega la visita all'anarcoterrorista né la tempesta di tweet per fargli togliere il regime di 41 bis. È esattamente quello che vogliono lui e i padrini con i quali ha stretto un patto dietro le sbarre. In taglio alto, Fratelli d'Italia difende Del Mastro e Donzelli e poi dal carcere l'anarchico incitava i compagni a fare atti di terrorismo. Ma dai, mentre Beppe Sala, sindaco di Milano, chiude gli asili nido e poi invoca più immigrati per compensare la denatalità, scrive Camilla Conti. In prima pagina ancora sulla Verità Daniele Capezzone, carte poco segrete, si torna alla vicenda Cospito, prove dell'intesa tra Cospito e i boss giravano anche nelle redazioni, insomma è il segreto di Pulcinella. E Novax, racconta Patrizia Floderreiter, finalmente si torna al tema principale, la guardia medica rifiuta le cure. Alessandro Rico, per non ammettere i loro errori, le virostar ormai si arrampicano sugli specchi. Francesco Borgonovo, le sanzioni decisive e tutte le altre balle. Su Putin è sempre pensiero magico. A chiudere Claudio Antonelli, una trappola, le esenzioni dell'Unione Europea sulle case green. L'Unione Europea sta pensando di escludere alcune abitazioni dagli obblighi di ristrutturazione della famosa direttiva sugli immobili e l'efficientamento energetico. Sospiro di sollievo? Non proprio, perché le esenzioni riguardano, oltre al mattone classificato come storico, le seconde case, su cui però l'Unione Europea ha una concezione diversa rispetto a quella italiana, e le monofamiliari autonome fino a 50 metri quadri. Ma adesso va bene tutto, lasciamo perdere i dettagli, non entriamo nel dettaglio, non studiamo troppo, andiamo sulle generali. Ma i padri che disegnarono l'Europa, i famosi padri del dopoguerra, Schumann, Adenauer, eccetera, De Gasperi, avevano in mente quella roba qua, una istituzione che si occupasse delle case monofamiliari autonome fino a 50 metri quadri da esentare dall'efficientamento energetico nel 2023. Queste case non esistono, peraltro, racconta Antonelli. Ecco perché ora il governo deve trovare alleati in Europa per far saltare questo piano. Una sponda a contrastare questa transizione ecologica può arrivare dalla Germania, ma è importante che su questo tema non si arrivi a mediare. Se così si facesse, il rischio è di perdere una fetta della nostra ricchezza. Mediare su che cosa?
Incredibile, ma vero. Mentre lasciamo la verità, andiamo a vedere Libero. Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti apre con la prova. Eccola qua. Il PD cercò di aiutare il bombarolo. Scherzano col fango. Serracchiani ha detto: nessuno di noi ha chiesto di togliere il 41 bis a Cospito, ma i tweet dei suoi compagni la smentiscono e il governo blinda Donzelli. La Meloni non ci sta, lo Stato è sotto attacco. Le prime 2 pagine sono dedicate a questa storia. Il PD provò ad aiutare Cospito e ora mente in Parlamento. Serracchiani dice: non abbiamo mai chiesto di togliere il carcere duro al soggetto lì, all'anarchico, ma dall'ex ministro Orlando al vice segretario Provenzano, tutti invocarono lo stop al regime del 41 bis. Se la, se la gioca con Shakespeare il direttore Sallusti, essere o non essere? Questo è il dilemma, dice Amleto, cioè Shakespeare nel capolavoro, che lo ha reso immortale. Ma essere o non essere è anche il motto del PD, scrive Alessandro Sallusti, il dubbio che sta uccidendo la sinistra italiana, che a furia di recitare tutte le parti in commedia non si capisce più chi sia. L'ultima, caso Cospito, è essere ferma nel combattere mafia e violenza anarchica, ma anche no, cioè a favore dello smantellamento del 41 bis. Carcere duro. È un continuo dilemma, eccetera. Mentre graziato da Cossiga, Cospito digiunò anche per evitare il servizio militare, racconta e ricorda, anzi, Francesco Specchia. Non esageriamo, sta storia dello sciopero della fame comincia a tingersi di romanzesco, scrive Specchia. Sul digiuno di Cospito contro il 41 bis si sta costruendo un'inconsueta mitologia romantica. C'è poco di romantico, questo digiunò anche per non fare il militare, fu graziato da Cossiga nel 91. Negli anni 90 il Cospito non rientrò in caserma durante la naia. Da quel momento cominciò le diete intermittenti, peraltro con poco successo, visto come l'hanno beccato, come era combinato, per costringere la giustizia a rivedere le sue sentenze di condanna. Ma noi dobbiamo occuparci di un soggetto così, scusate, pagine e pagine per questo soggetto qua. Intanto, giù l'inflazione, oggi calano pure le bollette, sul gas atteso un bel meno 40%. Lo dice Giorgetti, ministro dell'economia. Feltri ricorda invece Eugenio Montale in redazione. Il pezzo è decisamente interessante, a pagina 24 volta poi il ricordo di Vittorio Feltri, le debolezze umane di Eugenio Montale, un premio Nobel peraltro, ingiustamente dimenticato. Feltri racconta curiosità e aneddoti sul poeta che conobbe al Corriere della Sera, dalle sigarette spezzate sulla scrivania ai vocalizzi in redazione. Ritratto inedito di un letterato fuori dal comune, scrive Vittorio Feltri. Ma facciamoci un po' la bocca, cambiamo argomento rispetto a questa cosa del cospito che interessa a 4 malati di mente. Sono passati oltre 40 anni da quando Eugenio Montale morì, ultra ottantenne, e mi dispiace che sia finito nel dimenticatoio nonostante abbia vinto il premio Nobel per la poesia. In questa circostanza mi piace ricordarlo come era effettivamente nella vita quotidiana, un uomo semplice e gentile, che anche da vecchio lavorava al Corriere della Sera in un ufficio accanto al mio. Vi racconto un brano della nostra convivenza. Egli merita l'affetto non solo mio, ma di tutti gli italiani. Erano gli anni 70, racconta Vittorio Feltri in prima pagina su Libero, e io, aspettate un attimo che ci torniamo, ma proprio un assaggetto così, e io ero al Corriere di Informazione. Mi imbattei per la prima volta in questo omino grassoccio e buffo, il sommo poeta. Fu un incontro ravvicinato nei bagni del Corriere della Sera, che per quanto eleganti restavano sempre dei cessi. Montale, essendo un redattore, frequentava la sede del Corriere della Sera, via Solferino. Capitava qualche volta di incrociarlo. Quella mattina un bisognino impellente mi condusse appunto al cesso. Gli orinatoi se ne stavano tutti in fila, uno accanto all'altro, come quelli dell'autogrill, e arrivavano fino al pavimento per consentire un espletamento in totale comodità, racconta Feltri. Della stessa forma, ad arco, erano fatti anche i lavabili, che avevano una foggia simile, erano nelle vicinanze. Mentre stavo orinando, arriva il sommo poeta, che era già abbastanza vecchietto. Invece di indirizzarsi verso i pisciatoi classici, Montale si diresse senza tentennamenti verso il lavabo. Pensavo che si sarebbe limitato a lavarsi le mani,
ma mi accorsi presto con stupore che aveva scambiato il lavandino per una latrina. Tirata giù la patta e recuperato l'arnese, Eugenio Montale iniziò a contorcersi in vari modi al fine di riuscire a raggiungere l'altezza del catino e liberarsi. A questo punto a uno viene la curiosità, ma Feltri l'avrà dato un aiutino al sommo poeta per tirar fuori l'arnese all'altezza giusta? Ad ogni modo, non gli passava neanche per la testa l'idea che nessuno avrebbe mai costruito un water così complicato e inaccessibile. Io mi trattenni ancora per gustarmi la scena, senza intervenire in aiuto del collega non poeta né premio Nobel, collega giornalista, perché Eugenio Montale, oltre che poeta sommo e premio Nobel, era anche giornalista del Corriere della Sera. Non mi trattenni senza intervenire perché come avrei potuto spiegare a un poeta, il quale in quel momento reggeva in mano il suo augello, che il cesso stava dall'altro lato? Scusa Eugenio, quello dove vuoi pisciare è il lavamano, avrei dovuto dire. Oppure, Alt, stai sbagliando la mira, o Eugenio, ti sei rincoglionito? Non sarebbe stato rispettoso, quindi scelsi il silenzio, ossia di farmi i cazzi miei, scrive letteralmente Vittorio Feltri, visto che di quello si stava parlando, per quanto fosse quello di un sommo poeta il cazzo in questione. In ogni caso, intanto Montale era sempre più indispettito, perché non riusciva, nonostante gli sforzi, a portare il suo uccello, scrive Feltri, al bordo del catino, né a condurre quest'ultimo all'altezza o bassezza del suo pistolino, scrive ancora Feltri stamattina. Non so bene come, ciò nonostante, dopo innumerevoli tentativi, alla fine compì l'ardua impresa, sollevando una gamba con un'agilità da ballerina. Ve lo vedete il sommo poeta che solleva la gamba per poter pisciare nel lavandino del cesso del Corriere della Sera sotto gli occhi di Vittorio Feltri? Altro che rincoglionito. Comunque la scena fu memorabile e io mi precipitai euforico in ufficio per raccontarla ai colleghi, ovviamente lo confesso, senza lavarmi le mani. In fondo, perfino i poeti pisciano, fanno solo più fatica di noi comuni mortali. Il bagno è come il cimitero, una livella, e lì siamo tutti uguali. Ogni tanto incontravo Eugenio Montale lungo le scale, fa anche rima. Salutava cordialmente, appariva sovente un po' trasandato, quasi vestito male. Non era uno che curava molto l'aspetto esteriore. E poi fumava, insomma, era un bel soggetto Eugenio Montale, un tipo simpatico, diciamo. Chiunque avrebbe voluto incontrare Eugenio Montale. Così ce lo racconta con un po' di perfidia Vittorio Feltri. Lasciamo con questo bellissimo pezzo la prima pagina di Libero e andiamo a vedere rapidamente il quotidiano di Sicilia. Cannabis, legalità spacciata tra business e salute e l'inchiesta d'apertura, un giro d'affari da 6 miliardi di euro all'anno, solo la cannabis che resta in mano alla criminalità organizzata, mafie, ma la possibile strada della legalizzazione sulla stregua di altri paesi europei è tutta in salita, scrive il quotidiano di Sicilia. Poi la Sicilia sbarca alla Borsa del Turismo di Milano con l'ottimo Schifani e l'inflazione mette in ginocchio un italiano su tre. Andiamo a vedere il quotidiano del cittadino svizzero, domiciliato fiscalmente in Svizzera, ovvero Carlo De Benedetti, sempre sia lodato per l'Olivetti e per tante altre cose. Domani è il suo quotidiano italiano, però non cioè è edito in Italia ma dall'editore svizzero, domiciliato fiscalmente in Svizzera di nuovo dal 2015. Così Durigon e il candidato della destra nel Lazio Rocca hanno comprato casa con lo sconto, sono fatti furbi come De Benedetti. E intanto il caso del Mastro mette all'angolo Meloni e Nordio, alibi, silenzi di governo. Secondo il direttore dell'editore svizzero, Stefano Feltri, dietro il disastro il problema è l'inadeguatezza della Premier. E siamo a posto. Mentre andiamo a vedere anche il Sole 24 Ore, prima pagina sul bonus casa, fermi 15 miliardi di crediti, a rischio 25.000 imprese dell'edilizia. Riparte il confronto sulle soluzioni per favorire lo sblocco del mercato dopo il famoso 110%. Eurostat rivede le regole contabili. In futuro sarà più difficile cedere il credito. Insomma, poco bella è per chi si è messo nella storia del 110% ristrutturazione immobili.
Intanto su IMU e multe, mano libera ai comuni sulle sanatorie. Vediamo pure il quotidiano comunista, il manifesto, oltre a sprofondo nordio sul caso giustizia, Cospito, eccetera, l'inflazione cala di poco ma non nel carrello. Stiamo ancora messi male come prezzi. Nel frattempo torniamo al 110%, ristrutturazioni eccetera con Italia Oggi che ne fa l'apertura. Eurostat affossa il 110%. Secondo Eurostat, l'Istituto Europeo di Statistica, la cessione dei crediti fiscali senza limiti diventa debito pubblico. Mentre se la cedibilità è limitata, allora la classificazione è nei crediti non pagabili. Si gioca su queste sfumature il destino dello sblocco dei crediti fiscali del super bonus, mentre sulla possibilità di smaltire lo stock dei crediti attraverso una percentuale dell'1% delle somme riversate dalle banche con l'F24, le interlocuzioni sono ancora in corso con Eurostat. A proposito di cose economiche, il ministro Giorgetti, definibili in via agevolata anche le irregolarità nei versamenti mensili e trimestrali dell'IVA. Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagina 27 per chi ne è interessato giustamente. Mentre a Trento la destra sta andando in frantumi, Lega e Fratelli d'Italia litigano sul candidato presidente. C'è poi la rubrica diritto e rovescio, il corsivo del direttore Magnaschi, che ci porta su un tema del quale pure abbiamo parlato, ChatGPT, l'intelligenza artificiale. L'articolo di fondo di Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, su Italia Oggi di ieri, circa la capacità di ChatGPT di scrivere articoli, ha suscitato diversi interventi. Gianni Pardo, pur riconoscendo che l'articolo era scritto bene, ha aggiunto: io resto ancorato al mio principio che il computer non può restituire più intelligenza di quanta ne abbia è ricevuta. Dunque, commenta Magnaschi, c'è da pensare che chi ha inserito nel sistema quei concetti non fosse un cretino, ma è lui l'intelligente e non il computer. La considerazione è giusta, ma non del tutto pertinente. Italia Oggi non sosteneva che il computer ha un'anima, ma che è in grado di dare risultati che modificano il modo di operare degli umani. 30 anni fa Umberto Eco fece tradurre in inglese una pagina dei Promessi Sposi e la versione automatica fu deludente. Poi allo stesso computer chiese di ritradurre in inglese la sua versione in italiano. Uscì un pastrocchio incomprensibile. Oggi invece le traduzioni automatiche sono pressoché perfette e istantanee. Ciò vuol dire che un giornale cinese che fuori dalla Cina non può essere letto da quasi nessuno può essere letto da tutti in inglese. È una rivoluzione vera, altro che quelle gridate, scrive Italia Oggi col suo direttore in prima pagina. Mentre diamo uno sguardo adesso, dopo le prime pagine, ad alcune delle notizie del giorno, così en passant, poi ne approfondiamo alcune. Intanto, su Repubblica, pagina 18, udite, udite, la beffa degli sbarchi, il boom di arrivi di migranti. A gennaio più migranti, ma con le navi di Stato. Siamo passati dalle ONG alle navi dello Stato italiano. La flotta ONG è stata decimata più o meno, insomma, dalla tattica dei porti lontani, cioè ti mando alla Spezia, ti mando a Trieste, ti mando a Marina di Carrara, nave ONG, e allora sai che c'è? Che la Guardia Costiera ne salva 4 su 5 di aspiranti profughi. Il decreto Piantedosi oggi è alla Camera per la conversione in legge. Spunta una clausola a favore delle organizzazioni umanitarie. Poi lo vediamo. In ogni caso, beffa degli sbarchi. A gennaio i migranti sono arrivati ancora di più, ma con le navi di Stato, non più con le ONG. Il mese scorso, gennaio, gli sbarchi sono stati quasi 5.000, 65% in più rispetto a gennaio del 22. Il decreto Piantedosi ha ridotto il numero delle persone soccorse dalle navi umanitarie, ma sono aumentate le navi di Stato a salvar migranti. Mentre sul caso della 19enne suicida, ma veramente oggi c'è una povertà di notizie su questo caso incredibile. Non aveva ragione il nostro amico Carlo Cambi, che prevedeva questo silenzio ieri in diretta qui in radio. Comunque, quando tutto è troppo per vivere, scrive sul sussidiario.net, ci serve una risposta senza fine. Una 19enne si è suicidata nei bagni dello Yulm a Milano. Ho fallito negli studi e nella vita, ha lasciato scritto in un biglietto. Il giornale dedica un'intera pagina
con un richiamo in prima pagina a questa storia: sono una fallita, così la ragazza trovata impiccata dentro l'università Yulm. Nella borsa una lettera d'addio. La morte risale alla sera di martedì, il padre aveva denunciato la scomparsa. Commenta Luca Doninelli, noi insegnanti e le vite fragili, con un'intervista del giornale a Matteo Lancini, psicologo dell'Università Bicocca di Milano. Educare all'insuccesso è l'antidoto all'angoscia. Poi vediamo meglio. Intanto, a proposito di giovani, andiamo ad Alatri. I ragazzi del girone di Alatri, dove è stato ammazzato Thomas Bricca a pistolettate, tra risse, pistole e hashish. Soprattutto è la droga a generare il tutto. Non ci resta che scappare. 6 anni fa, racconta Corrado Zunino per Repubblica, a 240 passi di distanza fu massacrato Morganti. 6 ore prima della sparatoria il sindaco aveva chiesto aiuto. Un postaccio a Latri. Mentre tra le notizie di oggi, marginali e non raccontate, Gianni Barbacetto e Ilaria Proietti invece se ne occupano con grande evidenza sul Fatto Quotidiano. Si parla dell'ex presidente della giunta lombarda Formigoni, no al ricorso, Formigoni e compagni devono restituire ben 47 milioni di euro per i danni arrecati alla regione Lombardia quando era al centro di un gravissimo sistema illecito di storno di denari pubblici a fini privati. Questo lo ha deciso la Cassazione confermando il danno erariale. La Corte di Cassazione ha detto che Formigoni e gli altri devono pagare questa enorme cifra, 47 milioni di euro, per danni arrecati alla regione quando, da presidente, Formigoni era al centro di quello che la Cassazione definisce, virgolette, un gravissimo sistema illecito di storno di denari pubblici a fini privati. Poi ci torniamo sopra anche su questo. Intanto, a proposito di regione, Formigoni vuol dire sanità. Tutte le regioni vogliono dire sanità perché i 3/4 dei bilanci regionali sono per la sanità. E sulla sanità si sofferma a pagina 15 Natascia Ronchetti sul Fatto Quotidiano. Ritardi delle liste d'attesa. 1 su 3 fa la polizza privata. Fuga dagli ospedali. Il 30% degli italiani ricorre alle assicurazioni per dribblare i tempi del pubblico e passare ai convenzionati. È un affare per le compagnie, più 15%. Cresce la spesa al nord. Dai lombardi 700 euro a testa per gli screening. In Calabria si investono, tra virgolette, meno di 300 euro a persona. A proposito di sanità, anche sulla Stampa, pagina 9, il dramma dei malati oncologici, sono saltati 2 milioni e 500 mila controlli, dopo il racconto della nostra giornalista Flavia Amabile, che se non aveva la Casagi, cioè la mutua privata dei giornalisti, ciao, ma ciao veramente, rischiava di morire. Viaggio tra i ritardi del servizio nazionale. Quest'anno sono stati 14.100 i carcinomi in più rispetto al 2020, le diagnosi di cancro in più nel 2022 rispetto a 2 anni prima. Il ministro della Salute Schillaci ha fissato 28 obiettivi per migliorare gli stili di vita e la prevenzione. Angela in cerca di un gastroenterologo in Basilicata, 6 mesi per visita e ecografia, costretta a rivolgermi al privato. Alla fine, dice la signora Angela, 76 anni, Francavilla sul Sinni, Potenza, sono andata in un'altra regione. Se non vuoi pagare, l'unica è migrare. Silvia, le telefonate per un controllo in Lombardia. Il primo oculista libero era nel 2024. Dopo 100 chiamate ho anticipato, di tasca mia naturalmente. Silvia ha 52 anni. Mi hanno proposto un incontro subito con tariffa agevolata o privatamente. Mentre, sempre rimanendo alcuni degli articoli degni di nota oggi, siamo ancora in Lombardia, a Milano, sul Giorno, in particolare 2 pagine dedicate ai cervelli e alle braccia in fuga da Milano. Milano non solo attrae, ma anche repelle, fa scappare. In un anno 3.000 giovani all'estero e boom di dimissioni di under 34. Allarme CGIL e studenti, stipendi incompatibili con la vita dignitosa anche per i più qualificati, cambi vorticosi di impiego, disillusione, rifugio nella famiglia. Nella città metropolitana di Milano 50.000 NEET, cioè giovani che non studiano, non fanno formazione, non sono naturalmente al lavoro. I NEET solo a Milano sono più di 50.000 nella città metropolitana. Nel primo semestre del 22 si sono dimessi ben 51.000 milanesi sotto i 34 anni. Si vede che avevano di meglio da fare. 3.000 milanesi sotto i 30 anni si sono trasferiti all'estero nel 2022.
472.000 i giovani tra 15 e 30 anni residenti nella città metropolitana di Milano. Per quanto riguarda i lavoratori sotto i 30 anni nella città metropolitana di Milano, il 32,5% ha la laurea, il 52,7% diploma, il 15% non ha il diploma. Retribuzione media sui 18.000 euro l'anno lordi, che equivale a uno stipendio netto di 1.000 euro al mese. Così racconta il Giorno. E la storia di Ilaria, 27enne, Londra mi ha accolta, Giorgio, musicista a Madrid. Tasse basse e più tutele. Meglio la Spagna dell'Italia. Intanto, 100 azioni in 100 giorni è il video bilancio del Premier Meloni. Si può sempre fare di più, ma sono soddisfatta del lavoro fatto, sempre dalla parte dell'Italia. 100 azioni in 100 giorni. Mica male, il bilancio di Giorgia Meloni, che passa in rassegna tutte le realizzazioni del governo nei primi 100 giorni. Guarda che coincidenza, hanno fatto 100 cose in esattamente 100 giorni. Una curiosa coincidenza quella che ha realizzato il governo Meloni. Ha fatto 100 azioni in 100 giorni, manco a voler far coincidere i numeri. Giorgia Meloni ha stilato il suo bilancio e lo ha diffuso naturalmente in un video sui social per spiegare le principali realizzazioni del governo. Parola a 100 azioni in 100 giorni è il titolo del video messaggio di Giorgia Meloni. Proiettata l'Italia come nazione di nuovo protagonista a livello internazionale, cominciato a difendere i confini dai trafficanti di esseri umani, infatti adesso gli immigrati li porta direttamente lo Stato italiano, dall'Italia che difende le sue infrastrutture, il marchio, le eccellenze all'investimento di 30 miliardi per abbassare il prezzo delle bollette per famiglie e imprese, e poi impresso un cambio di passo dello Stato nel contrasto all'illegalità. E una sottolineatura che assume un particolare sapore in tempi di autonomia. Meloni rivendica: abbiamo voluto stabilire il principio che ogni cittadino, ogni comune, ogni territorio deve avere la stessa attenzione. Insomma, si potrebbe dire, parodiando il confetto Falqui, basta la parola, diciamo così, 100 azioni in 100 giorni. Il video di Giorgia Meloni. Poi se avanza tempo ce lo guardiamo anche, no? Che dite? Di fare il punto sul nostro lavoro. Ci siamo chiesti se avessimo fatto almeno una cosa utile ogni giorno. Le abbiamo raccolte tutte ed erano di più. Abbiamo deciso di raccogliere le principali perché ogni italiano possa fare il suo bilancio della nostra attività. Insomma, erano più di 100, però per comodità abbiamo realizzato 100 cose in 100 giorni, dice Giorgia Meloni. Dice il ministro Giorgetti dell'economia: da oggi 1 febbraio, il primo calo delle bollette, alla vigilia dell'annuncio dell'autorità sull'energia, la ARERA, di riduzione dei prezzi dell'energia. Credo, ha detto Giorgetti, che la politica che abbiamo adottato inizi a dare i primi frutti. Non è ancora il 40% di prezzo in meno delle bollette, ma siamo vicinissimi e questo è un primo tangibile segnale. Tra le notizie varie, ma degne di interesse prima di quelle che dicono loro che ci dovrebbero interessare a noi, in Birmania, questo siamo alla pagina 17 della Stampa di oggi, 2 anni di orrori e di massacri, anniversario del golpe che ha estromesso Aung San Suu Kyi, stragi nei villaggi con gli elicotteri. Per l'ONU sono almeno 3.000 le persone uccise dalla giunta militare al potere che ha riestromesso un'altra volta dal potere la premio Nobel Aung San Suu Kyi. 3.000 morti così, en passant, almeno, dice l'ONU. Mentre per andare al caso Cospito c'è un articolo abbastanza interessante a pagina 3 sul Fatto Quotidiano di oggi. Parlate con loro, così Cospito mandò quelli del PD in visita ai boss delle mafie. L'incontro di gennaio, colloquio Verini e compagnia con i 3 mafiosi al 41 bis. So che siete venuti per me, ma prima dovete parlare con loro. Queste le parole rivolte da Alfredo Cospito ai 4 parlamentari del PD che gli hanno fatto visita il 12 gennaio in carcere a Sassari. Loro, con i quali Cospito dice a quelli del PD: voi dovete prima parlare con loro, sono Francesco Di Maio, Francesco Presta e Pietro Rampulla, compagni di reparto del Cospito fino al suo trasferimento a Milano Opera. Mafiosi irriducibili di primo livello. Di Maio camorrista di spicco.
Presta, killer di 'ndrangheta, Rampulla, l'uomo che avrebbe dovuto azionare l'esplosivo della strage di Capaci. Cospito indica le 3 celle accanto alla propria al senatore Walter Verini e ai deputati l'ex ministro di Giustizia e Lavoro Andrea Orlando, Deborah Serracchiani, Silvio Lai, arrivati in Sardegna per accertarsi delle condizioni di salute del Cospito, il quale Cospito mette in chiaro davanti ai deputati del PD che il suo sciopero della fame non ha il solo scopo di far revocare a sé il carcere duro, ma quello di ottenerne l'abolizione per tutti, compresi i vicini mafiosi. Mentre a proposito di giustizia, è Fabio Amendolara, a pagina 5 della Verità di oggi, a raccontare un altro disastro della riforma Cartabia. Prosciolto un sequestratore romeno. Dopo lo scandalo del personaggio genovese, quello della terrazza sentimento, che si avvale di una facoltà della riforma Cartabia per avere una pena inferiore, l'irreperibilità della vittima crea un altro cortocircuito. Niente querela, parte offesa irreperibile, l'ennesimo cortocircuito della riforma Cartabia salva un 28enne romeno dall'accusa di sequestro di persona, racconta Fabio Amendolara. Prosciolto, legge il giudice in aula a Lodi. Lui, 24 anni, rischiava fino a 8 anni di carcere. Lei, ex fidanzata, connazionale dell'imputato, dopo l'incubo dal quale la svegliarono i carabinieri nel 2020, per la giustizia italiana è scomparsa. Il 28 febbraio di 3 anni fa i militari la trovano chiusa in un appartamento a Sant'Angelo Lodigiano, un postaccio controllato da stranieri trasformato in uno scasso d'auto rubate a cielo aperto in cui spesso scoppiano incendi. La porta di uno degli appartamenti occupati chiusa dall'esterno con catena e lucchetto. Dentro la ragazza che chiedeva aiuto, sequestrata. È stata lei prima di sparire a raccontare ai carabinieri cosa le era accaduto. Le indagini puntarono verso l'ex fidanzato che, identificato quando la fragranza era sfumata, fu segnalato a piede libero. La procura di Lodi ha coltivato l'accusa e ha ottenuto il rinvio a giudizio del giovane. Poco meno di 2 anni fa il romeno si è ritrovato davanti al tribunale. Nel corso del tempo sono sfilati anche i testimoni, ma dal 1 gennaio le modifiche introdotte da Marta Cartabia sono entrate in vigore. Il difensore del romeno l'ha fatto presente al giudice, sostenendo che il sequestro di persona, se non è aggravato dallo scopo di estorsione e se non è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, non è più un reato procedibile d'ufficio. Dopo una sospensione dell'udienza si è scoperto che la parte offesa non aveva mai formalizzato la querela, non si era costituita parte civile, non aveva ricevuto alcuno degli atti giudiziari che nel corso del tempo la polizia giudiziaria ha cercato di notificarle. È irreperibile. Era irreperibile la parte offesa. E così il lavoro dei carabinieri e dei magistrati si è trasformato in carta straccia. La mancanza di querela, pensata dal governo dei migliori di Super Mario Draghi per rendere efficace ed efficiente la giustizia penale, ha reso nulla l'attività giudiziaria. I graziati della riforma Cartabia sono tanti. Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web, processato a Milano con rito abbreviato per avere stordito con droghe e violentato 2 modelle, ha accettato una condanna a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni. Chiude già in primo grado il processo e sfrutta a suo favore le nuove norme, non impugnando la sentenza. In assenza di impugnazione in secondo grado, scatta automaticamente lo sconto di 1/6 sulla pena inflitta e la sentenza passa in giudicato, un altro pezzo della riforma Cartabia. Tornando al Cospito, invece, vi segnalo sul giornale il pezzo di Fausto Biloslavo, pagina 5. La rete anarchica internazionale si è attivata con un obiettivo: picconare il governo fascista di Fratelli d'Italia, perché Cospito, lo ha segnalato anche l'intelligence, i servizi segreti, ma non ci voleva molto, bastava guardare il calendario, ha iniziato la sua battaglia soltanto col governo Meloni. Guarda caso. Voglio vivere, Sanremo blindata per le minacce, anche in relazione al caso Cospito, scrive ancora Luca Fazzo su Il Giornale. Il legale, l'avvocato dell'anarchico, l'avvocato del terrorista, Flavio Rossi Albertini, ha sintetizzato così la posizione del soggetto: rinuncerebbe al digiuno con la revoca del 41 bis. Non vuole morire, non ha vocazione suicida, ha detto il suo avvocato.
Ma se muore reagiremo, dicono gli anarchici, pronte ingenti misure di sicurezza, perché il Festival di Sanremo pure sarebbe una vetrina per i violenti. Mentre sul Corriere della Sera c'è un'intervista al sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, il quale dice: io resto al mio posto, non mi dimetto. La relazione che ho fatto avere anche al Donzelli non era riservata, l'ho detto anche a Giorgia Meloni, oggi con Donzelli dividiamo la casa, ma da giovani ci punzecchiavamo, ricorda Del Mastro. La domanda del collega di partito mi ha chiesto se ci fossero saldature tra anarchici e mafiosi. Ho detto che si desume una battaglia comune al 41 bis. È appunto una cosa stupefacente, sorprendente, che la gente ristretta al carcere duro ce l'abbia su col carcere duro. Invece sarebbe stato normale che quelli ristretti al carcere duro dicessero sì, sì, lo vogliamo ancora più duro, più pesante ancora. La risposta all'opposizione, l'accusa di aver rivelato notizie riservate, non sono né intercettazioni né captazioni ambientali. Dice la sua però il senatore di Forza Italia, l'ex ministro Maurizio Gasparri, ma insomma qui qualcosa non va però, dice Gasparri, le cose vanno gestite in maniera diversa e Giovanni Donzelli deve capirlo. A sinistra si indignano, dovrebbero occuparsi di quanto accade nel loro campo. Gerardo Colombo contro il 41 bis dice ciò che hanno detto Cospito e Riina. Ovviamente non mi sfugge la diversità etica e morale e bla 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 bla. Un bellissimo bla 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 c'è a pagina 5 della Stampa, ma ce lo gustiamo dopo la piccola pausa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Grande protagonista sulla nostra penisola e l'alta pressione a garanzia di una giornata che sarà sostanzialmente stabile ovunque. In mattinata soleggiato su buona parte del territorio nazionale, con presenza di nubi irregolari soprattutto su Valpadana, Liguria, Toscana e Isole Maggiori, qui anche con qualche piovasco possibile in Sicilia. Nel pomeriggio disturbi ancora su Sardegna e Sicilia, ma anche sui confini alpini con spruzzate di neve a bassa quota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per dettagli maggiori c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Siamo talmente buzzurri che ci permettiamo anche di tagliare B.B. King e Eric Clapton, 3 O'Clock Blues, 2 febbraio 1952. Questo brano, 3 O'Clock Blues, giusto appunto, di B.B. King, raggiunse il primo posto nella classifica dei singoli Rhythm and Blues della Billboard, la classifica degli Stati Uniti. Primo successo di B.B. King a livello nazionale, ma noi lo stronchiamo come se niente fosse e torniamo a questo bellissimo retroscena a pagina 5 della Stampa. Certo non è all'altezza di Montale e Feltri, diciamo la verità, e della conoscenza che
Feltri fece di Montale in quella particolare occasione nei cessi del Corriere della Sera con il sommo poeta che cerca di pisciare nel lavandino. E Feltri che guarda, immaginiamo, con grandissimo interesse, anzi no, immaginiamolo, dice lui, quindi ipse dixit, anche i poeti pisciano. Certo, magari non nel lavandino, però insomma, comunque è divertente la scena, dai. Feltri ci ha fatto ridere stamattina e quindi lo ringraziamo. Pagina 5 della Stampa di oggi, fa ridere anche questa, un po' meno, molto meno per la carità. Comunque, Salvini, il nostro amico Matteo, va da Giorgetti a battere cassa. Perché? Perché dice: ho spacciato Donzelli per un genio. Cioè, io, non era Giorgetti, era lui. Dice: io ho spacciato, io Salvini, io Matteo, ho spacciato Donzelli per un genio e adesso voglio essere ricompensato perché sono riuscito in un'impresa. Voglio i soldi per Lampedusa. Dopo il suo intervento, il vice premier Salvini si aspetta da Fratelli d'Italia meno resistenze sui temi cari alla Lega. A Montecitorio molti si chiedevano i motivi dell'accorato sostegno al deputato di Fratelli d'Italia, ma il callidissimo Matteo Salvini, che è un furbo non di 3 ma di 300 cotte, il furbissimo Matteo Salvini ha appoggiato quel cretino di Donzelli spacciandolo per genio per avere i soldi per Lampedusa dall'amico Giorgetti. Pensate che giri tortuosi che fa Salvini, che invece di dirglielo direttamente a Giorgetti fa tutto sto giro qua. Ma soprattutto lo fa per avere l'appoggio di Fratelli d'Italia, spacciando quel cucù di Donzelli per un genio. Ma il Salvini sarà intelligente o no? La Stampa ce lo conferma a pagina 5. Nicola Gratteri invece parla da par suo di 41 bis sotto pesante attacco, eccetera, ma questo non fa notizia. Sul Corriere della Sera Cospito dice: voglio vivere e non approvo né condanno le violenze. E io direi che col Cospito la chiudiamo qua, perché veramente è un montone di nausea che credo possa essere condiviso da molti. Chi non lo condivide c'ha tutta la possibilità di leggersi le cospitate ovunque. Mentre c'è una storiaccia che meritoriamente racconta Maurizio Crosetti su Repubblica, la racconta anche Libero con Claudio Osmetti. Andiamo con ordine. La storiaccia, a proposito di giustizia, altro che Cospito, c'è un signore, si chiama Michele Padovano, e non era neanche uno sconosciuto, era un attaccante della Juventus dal 95 al 97, ha giocato anche al Mondiale, se non erro, è finito in carcere per un'accusa completamente sballata. Dopo 17 anni di vita è stato assolto. Ha la faccia contenta, è al circolo di Settimo Torinese dove gioca a biliardo tra la fabbrica e l'autostrada. A tutti adesso gli dicono: bravo, che bello, siamo felici, lo sapevamo, che eri innocente. Ma Michele Padovano, 56 anni, una Champions League, uno scudetto con la Juventus, una carriera da calciatore professionista, attaccante, Cosenza, Pisa, Napoli, eccetera, Monza e Como, ha dovuto aspettare 17 anni per non essere più guardato come delinquente e, per la precisione, come trafficante di droga. Nel maggio del 2006 Padovano viene arrestato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Prestò soldi al capobanda, un amico di infanzia. 3 mesi in carcere, 9 ai domiciliari. Nel gennaio del 21 la Cassazione ha annullato la condanna con rinvio, ora è stato assolto nell'appello bis, 17 anni. Anche su Libero la storia è raccontata con un'intervista allo stesso Michele Padovano, assolto dopo 17 anni di gogna, racconta l'ex calciatore. In carcere da innocente è stato terribile. E poi 4 processi. Ho perso tutto, soltanto Gianluca Vialli mi è rimasto vicino. Quando hanno letto la sentenza sono scoppiato a piangere. Siamo scoppiati a piangere. Io, mia moglie Adriana, mio figlio Denis. Sono stato 3 mesi in cella, prima Cuneo, dopo Bergamo. Poi ci sono stati i domiciliari e sono stati duri. Anche quelli, racconta Michele Padovano. Ho vissuto momenti duri e ringrazio prima di tutto la mia famiglia. Ero e sono innocente. I capelli ricci ci sono ancora, scrive Libero con Claudia che lo intervista. Ha il pizzetto, la voce pacata, non perde mai la pazienza. Michele Padovano finalmente è un uomo felice dopo un calvario giudiziario di 17 anni e un'accusa per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Lo hanno trattato come fosse Pablo Escobar.
tutto questo è arrivato, dopo tutto questo è arrivata 2 giorni fa la sentenza d'appello. Lui non c'entra niente, era stato ingiustamente coinvolto in un'inchiesta della Procura di Torino su un giro di spaccio di hashish. Padovano, Michele Padovano, volto, anzi gambe, del calcio di 20 anni fa. Ma intanto, per cambiare argomento, il direttore di Italia Oggi parlava di un'analisi, di un commento pubblicato ieri su Italia Oggi. Ebbene, il commento era questo qui, di Marino Longoni, pubblicato a pagina 2 di Italia Oggi di mercoledì 1 febbraio. I social network sono stati progettati per connettere le persone. In realtà hanno creato problemi alle relazioni umane, soprattutto ai giovani. Ecco alcune delle questioni principali create dai social network. La dipendenza dai social network, la falsa rappresentazione. I social network sono pieni di persone che mostrano soltanto il lato migliore della loro vita, creando un'immagine ingannevole di se stessi. Ciò può causare insicurezza e confronti negativi con la propria vita reale. Il cyberbullismo, l'isolamento sociale, la dipendenza dalla conferma. I social possono creare una dipendenza. I giovani cercano continuamente il like e i commenti degli altri. In conclusione, i social network hanno certamente cambiato il modo in cui le persone si relazionano tra di loro e, sebbene offrano molte opportunità, hanno anche creato problemi per le relazioni umane. Possono avere un impatto negativo sulla vita sociale e relazionale, soprattutto dei giovani. Ma è importante che i giovani imparino a usare i social network in modo consapevole e limitato. È inoltre importante che i genitori e gli educatori aiutino i giovani a sviluppare abilità sociali sane e a capire come i social network influiscono sulla loro vita. Così Marino Longoni, ieri su Italia Oggi. Post scriptum. Questo articolo l'ho firmato, ma non l'ho scritto io, scrive Longoni. L'ha scritto un software di intelligenza artificiale, l'ormai celebre ChatGPT, impiegando in tutto meno di 10 secondi. È bastato chiedergli di scrivere un articolo sui problemi creati dai social network alle relazioni umane, soprattutto ai giovani. E l'articolo è venuto fuori così. Perfettamente leggibile, perfettamente sensato, anche ragionevole, anche problematico, il giusto. Insomma, l'articolo non l'ha scritto Marino Longoni, lo ha scritto ChatGPT ieri. Mentre oggi sul quotidiano diretto da Magnaschi vi segnalo la riforma regionale è possibile subito, è il commento politico che non ha scritto ChatGPT ma Marco Bertoncini a pagina 2. Il governo dovrebbe dare oggi il primo avvio alla proposta avanzata da Roberto Calderoli sulle autonomie regionali. Fin dalla campagna elettorale era chiaro il legame tra regionalismo e presidenzialismo. Giorgia Meloni era e resta legata per evitare fughe in avanti della divaricazione tra funzioni delle regioni e riforma presidenziale. Calderoli può vantare la necessità di una semplice legge ordinaria perché la riforma regionale è possibile subito e cercherà di ridurre ai minimi termini, mentre il presidenzialismo è per ora esclusivamente una parola d'ordine che richiederà tempi lunghi per mutare la Costituzione. Calderoli si attende poi di spendere il via libera del Consiglio dei Ministri per usarlo come fiore all'occhiello nelle elezioni regionali imminenti. Molto meno il tema potrebbe rendere nella regione Lazio, dove il massimo dei consensi si sperimentò nel 17 nel Veneto. In quell'occasione uno specifico referendum, eccetera, eccetera. Insomma, la riforma regionale si può fare subito. Sul tema della riforma dell'autonomia differenziata si sofferma ancora Italia Oggi a pagina 5 con Alessandra Ricciardi che intervista Giovanni Guzzetta, costituzionalista dell'Università Tor Vergata. È un referendum inattuato, la riforma regionale del 2001, perché fu approvata col 64% dei votanti a favore, dei voti a favore. Questo sottolinea il costituzionalista. Il disegno di legge all'esame del Consiglio dei Ministri, quello attuale, Calderoli, non parla di materie da devolvere, ma definisce soltanto la procedura per l'intesa fra Stato e singola regione sull'autonomia, che poi dovrà essere approvata in 2 passaggi dal Parlamento. La differenza non sarà tra regioni ricche e povere, ma tra regioni capaci di innescare processi virtuosi e quindi produrre più prosperità e altre che invece dovranno gestire la loro inefficienza. Se voi vi leggete il testo, sono 11 pagine, non è neanche troppo difficile, del disegno di legge Calderoli,
e il testo definisce soltanto proprio le procedure con le quali andare a realizzare la Costituzione. Non c'è nessun riferimento ad altro. In più peso al Parlamento, sintetizza sul tema dell'autonomia il Corriere della Sera, e diritti tutelati in tutto il paese, afferma il ministro Calderoli. Il testo è oggi in Consiglio dei Ministri, il percorso potrebbe chiudersi entro fine 2023. Oggi la preapprovazione in Consiglio dei Ministri della legge di attuazione, il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Entro 2-3 settimane il parere della conferenza unificata, l'approvazione in Consiglio dei Ministri seguirà poi il voto del Parlamento su questa legge di attuazione. Nel frattempo nasce la cabina di regia per definire i livelli essenziali delle prestazioni da garantire in tutta Italia. Servono 6 mesi per la ricognizione sulle materie a cui applicare i livelli essenziali. Servono altri 6 mesi per la definizione dei LEP, costi e fabbisogni standard. Questo è un altro punto molto importante della riforma. Si stabilisce che i livelli essenziali delle prestazioni, da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale, non siano determinati sulla base della spesa storica, cioè sulla base di quanto finora hanno speso le regioni, ma sulla base dei costi e dei fabbisogni standard che vanno definiti. Cioè, per fare questo serve questo costa così, quindi ho un fabbisogno così. Il Consiglio dei Ministri poi emanerà un decreto del Presidente del Consiglio per ogni livello essenziale di prestazione, per ogni LEP. Dopo il parere della Conferenza Unificata delle Camere, il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri diventa effettivo. La Regione invia la proposta di intesa al Consiglio dei Ministri e i ministri competenti la valutano, e poi entro altri 30 giorni inizia il negoziato fra il governo e la singola regione. Dopodiché il Consiglio dei Ministri approva l'intesa preliminare, si chiede il parere della Conferenza Unificata. Entro 30 giorni si invia l'intesa alle Camere, entro altri 60 giorni il Consiglio dei Ministri stila l'intesa definitiva fra il Governo e la Regione che chiede le materie da gestire, entro altri 30 giorni il testo viene inviato alla Regione che l'approva, l'intesa torna in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva con disegno di legge, il disegno di legge con allegata l'intesa viene votato dal Parlamento a maggioranza assoluta. Allora dite se questo vuol dire andare di fretta. Abbiamo riassunto il disegno di legge Calderoli che prevede il modo in cui le autonomie differenziate vengono realizzate. Vi sembra questo un andare di fretta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tappe per realizzare un'intesa fra lo Stato e la Regione. 18 tappe diluite nell'arco di 6 mesi, più 6 mesi, più 30 giorni, più altri 30 giorni, più 2 o 3 settimane, più 60 giorni, più 30 giorni, più 30 giorni, più altri 60. È andare di fretta? Allora, finiamola di dire fesserie, giusto? Perché queste sono bugie, fesserie. Il testo oggi in Consiglio dei Ministri. Detto ciò, vi segnalo anche l'articolo di Flaminia Camilletti, perché in tutto questo non c'è alcun riferimento al quattrino. Sia chiaro? 11 pagine del disegno di legge Calderoli. Non si parla di soldi. Da nessuna parte si stabiliscono solo le procedure attraverso le quali realizzare l'intesa fra la regione che vuole determinate materie in gestione, e sono materie stabilite dalla Costituzione attualmente in vigore, così come modificata 22 anni fa, e lo Stato. Questo definisce il disegno di legge Calderoli, il modo in cui si raggiungono queste intese. Punto. Con questo modello di autonomia, scrive La Verità, pagina 15, per le casse del Nord cambia nulla. Quanto costerà il modello Calderoli per le entrate dello Stato? C'è scritto nel disegno di legge che non ci è, deve essere €1 di costo in più. Allora, fatemi capire. Se oggi tutta la baracca, scusate il termine poco accademico, costa X, il testo del disegno di legge Calderoli prevede come criterio generale, senza parlare di soldi nel dettaglio, che non possa costare nemmeno X più una piuma, X più 1. Deve costare ancora X, tutta la baracca riformata. Quindi, di cosa stiamo parlando? Me lo dite voi a questo punto? Quanto costerà il modello Calderoli per le entrate dello Stato? Nulla. Secondo La Verità, nella sua fase iniziale qualcosa in più di oggi.
chissà perché. Il punto cruciale sono i LEP, i livelli essenziali di prestazione, che però devono essere ancora definiti. La Verità giustamente fa anche lei una bella tabella, un lungo percorso. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il testo, sono 10 articoli di legge per tutte le regioni a statuto ordinario, e poi segue quel lunghissimo percorso in 18 tappe che abbiamo detto prima. Il professor Dario Stevanato, docente di diritto tributario alla Verità di Trieste, dice alla Verità: non è chiaro quali saranno i costi perché nelle versioni precedenti della proposta si prevedeva l'iniziale riferimento alla spesa storica per andare poi a tendere verso i costi e i fabbisogni standard, che è quello che prevede la legge 42/2009 sul federalismo fiscale, mai attuata. Adesso nell'ultima bozza non esiste più questo riferimento alla spesa storica per andare poi ai costi e ai fabbisogni standard. L'articolo 8 dice che sono garantiti l'invarianza finanziaria per le regioni che non siano parte dell'intesa. Insomma, anche se non si fa più riferimento alla spesa storica, la sua presenza è implicita, se io devo continuare a dare a tutte le altre regioni quello che prendono oggi, possiamo chiamarla invarianza finanziaria invece di spesa storica, ma il concetto è lo stesso. In ogni caso, finché non si approveranno i LEP, non si può procedere, dice il professor Stevanato. Il costituzionalista, invece, Mario Esposito, dell'Università del Salento, osserva: questa legge cerca di trovare un punto di equilibrio, i problemi vengono dal titolo quinto. Così la mette La Verità. A proposito di Nord e Sud, prosegue sul quotidiano Italia Oggi il dibattito sulle migrazioni interne in Italia. Dopo l'articolo iniziale di Gianni Macheda, il 27 gennaio, il giorno dopo quello del nostro Antonino Danna, e quello di Gianni Pardo del 31 gennaio. Oggi il pezzo è di Cristina Bartelli: ho lasciato il Sud da 29 anni, non ho vissuto la migrazione come una diaspora, ma come una crescita e un'avventura. Delle due retoriche, andato, restato, mi interessa poco. Ho scelto di andare via dal Sud come occasione, non come castigo. Sono andata via perché potevo farlo e non perché avevo fame. Come si ama dire oggi, ho avuto un privilegio, l'ho fatto fruttare. Quindi per me avere l'anima divisa in due è la ricchezza più grande. Ho fatto pace con l'ironia di quando al nord ti dicono che non hai perso l'accento e al sud ti fanno il verso perché parli milanese. È meglio partire o restare? Si tratta di scelte. Se solo la si smettesse con questo doppio provincialismo. Se ti vai puoi andare, vai, il mondo ti appartiene. Se ti va di restare, resta e rendi il tuo mondo migliore, scrive Cristina Bartelli, pagina 9 di Italia Oggi. Cambiamo argomento e andiamo all'economia. Piano industriale green. Ci porta in Europa il professor Giulio Sapelli con il sussidiario.net. Con gli aiuti di Stato l'Unione Europea finanzia solo la Germania. Il Green Deal Industrial Plan presentato dalla Commissione Europea per rispondere all'Inflation Reduction Act all'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno stanziato 390 miliardi per combattere l'inflazione, l'Unione Europea fa una roba simile con questo Green Deal, l'affare verde. La proposta si articola su due pilastri, finirà sul Consiglio Europeo, sul tavolo del Consiglio Europeo il 9-10 febbraio. Primo pilastro: trasformare il quadro di temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato trasformare il quadro di crisi per gli aiuti di Stato fino alla fine del 2025 in modo da incentivare l'introduzione di energie rinnovabili, decarbonizzazione dell'industria e transizione green. Secondo pilastro: creazione entro l'estate del Fondo Sovrano Europeo per lo stesso tipo di investimenti. Il governo italiano intanto ha inviato a Bruxelles e agli altri governi dell'Unione Europea un documento in vista del vertice di settimana prossima, evidenziando il rischio che lo snellimento delle norme europee sugli aiuti di Stato possa avvantaggiare gli Stati membri che hanno più margine di manovra fiscale o più opportunità di sottoscrivere il debito, cioè non l'Italia, e questo non farebbe altro che innescare una corsa alle sovvenzioni all'interno dell'Unione Europea, portando a frammentare il mercato unico. Insomma, questo Green Deal, secondo l'Italia, potrebbe favorire gli stati meno indebitati, cioè per esempio la Germania. In primo luogo, osserva il professor Giulio Sapelli, chiacchierando con il sussidiario.net,
Noto che sembra trovare legittimazione quello che un gruppo di studiosi di minoranza auspicava. Persone che sono state tacciate di euroscetticismo erano europeisti critici. Oltre a evidenziare la necessità di misure economiche comuni tra i vari stati, ritenevano fondamentale rivedere il Trattato di Maastricht che vieta gli aiuti di Stato, precludendo la continuità con 30 anni gloriosi dell'Europa successivi alla Seconda Guerra Mondiale, determinati dall'economia mista pubblico-privato. Oggi, di fatto, si afferma quest'idea, purtroppo come risposta a una manovra statunitense di dumping, di concorrenza sleale, fondata su quella che è sempre stata una caratteristica del capitalismo liberista americano. Mentre da una parte liberalizzavano l'economia, specie finanziaria, dall'altra gli Stati Uniti hanno fatto ricorso ad aiuti di Stato o a una manovra ben più significativa dal punto di vista politico ed economico, quella dei dazi, come si vede ancora oggi nei rapporti con la Cina. Biden ha mantenuto i dazi introdotti da Trump. Manovre preoccupanti, osserva Sappelli, perché possono dare il via a una serie di decoupling multipli, Stati Uniti contro Cina, Unione Europea contro Stati Uniti e via dicendo, mentre organismi nati per il libero commercio, come il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, sono stati resi inefficaci dalla politica degli Stati Uniti, che rifiutano le decisioni del WTO, nonostante siano i suoi creatori. Il commercio mondiale vive quindi una grave crisi, non solo per guerra e pandemia, ma anche perché gli organismi preposti al suo funzionamento sono stati messi all'angolo dal ripiegamento sul protezionismo da parte degli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Europa, ve la faccio corta, la tesi del professor Sappelli è che questa risposta europea al piano americano di riduzione dell'inflazione, cioè di intervento pubblico, sia in realtà una risposta che finanzia soltanto la Germania, cioè gli stati non indebitati. Vi segnalo poi sugli statigenerali.com, in tema di economia reale per così dire, un articolo di Marco Verugio dedicato al primo sciopero in Amazon Regno Unito, Amazon UK. Siamo pronti ad andare avanti, dice un sindacalista. Col primo sciopero nel Regno Unito, i dipendenti del magazzino Amazon di Coventry mercoledì scorso hanno fatto la storia, e non nel senso che piace a Bezos, il patron di Amazon. A proposito di grandi nomi dell'economia, eccetera, questi si riuniscono a Davos. Vi segnalo, in Svizzera, la seconda puntata, la prima è comparsa ieri, del commento sulla nuova bussola quotidiana di Maurizio Milano. Le proposte per il futuro di Davos sono un incubo totalitario. È il seguito del commento sul World Economic Forum di Davos, di Klaus Schwab, il suo patron. Le proposte del prestigioso forum di Davos seguono tutte la stessa logica, commenta Maurizio Milano sulla nuova bq.it. Meno spostamenti, meno emissioni, vegetarianesimo, abbandono del contante e della proprietà privata a favore della cosiddetta sharing economy e molto più controllo sociale. Il dettaglio lo trovate in home page sulla nuova bussola quotidiana. Cose minori invece, ma di politica interna, si occupa di questo Matteo Pucciarelli su Repubblica. Il Movimento 5 Stelle diventa sempre più partito, superpoteri a Conte, basta con gli scontrini, cambia il codice etico, le restituzioni degli eletti non finanzieranno più la società civile, le imprese, eccetera, eccetera, finanzieranno il movimento stesso. In beneficenza andrà soltanto una piccola quota. Stop alle sanzioni sui cambi di casacca, Virginia Raggi vota no. Vertice non scalabile, sparisce il comitato direttivo, la linea la dà il presidente, cioè Conte. Sia l'indennità di carica retroattiva potranno chiederla a ex come Fico e Bottici. Intanto i poteri del presidente aumentano, cioè di Conte. L'organo di vertice, di indirizzo politico e rappresentanza legale del movimento non è più il comitato direttivo, ma il presidente, cioè Conte. 2. A differenza di prima, ora i TFR e le indennità di funzione degli eletti si potranno tenere in parte, una cifra la cui definizione viene rimandata a un altro regolamento. Terzo punto, l'ipotesi di dare 2.000 euro al mese al partito, altri 500 al fondo per beneficenza. Finora la proporzione era contraria, sparisce la rendicontazione di scontrini e spese. Così Repubblica sul nuovo assetto dei
5 Stelle. E intanto vi racconto invece, vi leggo anzi, un pezzo di Guglielmo Pelliccioli che compare stamani su Italia Oggi a pagina 12. Mi piacerebbe aiutare 2 ragazzini incontrati al bar a essere felici senza sapere cos'è la felicità. Leggiamo un po'. 2 ragazzi al bar, parlano fitto fitto. Sono seduto a 2 passi da loro e immagino che parlino di ragazze, di discoteche, di cazzate tipiche dell'età. Invece, tendendo l'orecchio, scopro che si stanno interrogando reciprocamente su cosa sia la felicità. Caspita, già questa mi viene da pensare è felicità, cioè aver voglia di parlarne. Ma ancor di più, ve lo giuro, è poter stare lì ad ascoltare. Mi chiedo se dovessi intervenire nei loro discorsi cosa potrei suggerire e consigliare, ma mi trattengo. Una persona come me ai loro occhi apparirebbe come un anziano signore con i capelli bianchi e un po' di pancetta, ossia quanto di più lontano esista dalla felicità che immaginano 2 ragazzini. Forse con la mia spiegazione indicherei loro una strada, ma mi rendo conto che ciò che gli racconterei sarebbe deludente. Così sto in silenzio e mi limito solo a pensare a una mia possibile spiegazione su cosa sia la felicità, scrive Guglielmo Pelliccioli, Italia Oggi di stamani a pagina 12. Ecco ragazzi, prendete me per esempio. Io guardo, ascolto, qualche volta parlo, più spesso scrivo, quasi sempre penso. Non prego, ma sogno. Non giudico, ma ragiono. Non voglio bene, ma amo. Sto bene con tutti, ma il mio migliore amico sono io. Rido appena posso e se non posso almeno sorrido. Certo, se piango lo faccio di nascosto anche da me stesso. Ho cercato dappertutto la felicità e quando l'ho trovata mi è sembrata cosa fin troppo facile. Sta lì, nelle cose che faccio con gioia, nelle parole che dico con sincerità, nei gesti che compio quotidianamente, nelle persone che amo e che stimo. Semplicemente la felicità è vivere bene. Come fai a dire queste cose così banali a dei ragazzi? Chissà per loro quali grandi aspettative si celano dietro la ricerca di questa mitica felicità e quale percorso tortuoso presumono ci sia da compiere per raggiungerla. Eravamo 2 ragazzini più io al bar, scrive Guglielmo Pelliccioli. Arriva, mi saluta e si siede vicino a me Giancarlo, un amico della mia età con cui abbiamo fatto tante volte le vacanze insieme molti anni fa. Si è fatto pesante e curvo, ancor più dopo la morte della moglie, avvenuta 2 anni fa. Sai Giancarlo di cosa stanno parlando quei 2 ragazzini seduti là? Di felicità. Giancarlo mi guarda come se non avesse capito. Si fa ancora più assorto e poi quasi per liberarsi da un peso sbotta. Guglielmo, la felicità non esiste. So che ha torto e capisco perché mi ha risposto così, ma non oso ribattere. È facile immaginare la sua frustrazione fisica e mentale. Rimaniamo per qualche minuto seduti in silenzio, ognuno perso nei propri pensieri. Poi arriva Stefano. Anche lui ci vede, ci saluta, si siede al tavolo con noi. Stefano ha dedicato la sua vita al figlio che a 20 anni è caduto dalla moto ed è rimasto praticamente paralizzato nel corpo e nella mente. Penso che uno come lui non abbia nessuna voglia di parlare di felicità. Giancarlo, con quella sua aria di uomo abbattuto, gli racconta che oggi io ho voglia di parlare di sciocchezze. Figuriamoci, parlare di felicità alla nostra età. Io so cosa vuol dire essere felici, ci sorprende Stefano. Per me la felicità è avere un figlio come il mio. Pensiamo che voglia scherzare, ma Stefano è serio. Dio me lo ha affidato perché io quel giorno dell'incidente gli ho chiesto di salvarlo. Sappiamo bene tutti che problemi ha quel povero ragazzo che ormai ha quasi 40 anni. Fatica a parlare, cammina male, pensa come un bambino di 7-8 anni al massimo. Né io né Giancarlo abbiamo il coraggio di rispondere a Stefano. Siamo 3 amici al bar più 2 ragazzini e parliamo di felicità. La barista, prosegue e si avvia a concludere Guglielmo Pelliccioli, pagina 12 di Italia Oggi. La barista è una ragazza giovane, né bella né brutta. Si avvicina per prendere l'ordinazione. Chiedo che ci porti 3 bicchieri. Mi guarda e, data l'ora, non capisce se vogliamo il prosecchino o qualche altro vino della fornitissima cantina.
No, le dico io. Vogliamo 3 bicchieri, ma non di vino. Mi guarda perplessa e aspetta che le indichi cosa deve scrivere sul foglietto delle ordinazioni. Portaci 3 calici pieni di felicità. Glielo chiedo serio, guardandola fisso negli occhi. Non mi aspetto la risposta che mi dà. Oggi siete tutti un po' strani. Prima 2 ragazzini mi hanno chiesto la stessa cosa. Eravamo 5 amici al bar. 2, i più giovani, adesso sono andati via, probabilmente confusi. Siamo rimasti in 3 e mi viene da pensare che dovrei raggiungere quei 2 ragazzi. Forse potrei aiutarli a essere felici senza domandarsi cosa sia la felicità. Guglielmo Pelliccioli, Italia Oggi, mi piacerebbe poter aiutare i 2 ragazzini incontrati al bar a essere felici senza sapere cos'è la felicità. L'abbiamo appena letto tutto, questo articolo ci ha portato un po' fuori dalle cospiterie della giornata. Mentre siamo in pagina di cultura, vi segnalo, pagina 24, L'amore al tempo del fascismo, Edda Mussolini e Galeazzo Ciano. Vilma Labate, regista, firma un film della Rai documentario, la coppia più glamour. Pagina di cultura di Avvenire, in questo caso, la figlia del duce, il suo amato Ciano, che tentò di salvare dalla condanna a morte. Gli anni del fascismo raccontati da un insolito punto di vista, quello di una donna e di un uomo alle prese con l'amore, i tradimenti, gli equivoci, i rancori, gli addii, una coppia come tante, se non fosse per il fatto che lei è Edda, la primogenita adorata di Benito Mussolini, e lui è Gian Galeazzo Ciano, brillante diplomatico, uomo della comunicazione e dei rapporti col mondo. 2 giovani sotto i riflettori del Novecento come 2 star del cinema, applauditi, invidiati, destinati a diventare protagonisti di un'epoca e a finire schiacciati dal potere che pensavano di possedere. Sono loro i protagonisti di Quei 2, Edda e Galeazzo Ciano, il nuovo film di Vilma Labate, prodotto da Luce Cinecittà con la collaborazione di Rai Documentari. E in onda domani alle 21:25 su Rai 3, poi disponibile su Rai Play. Mentre vi segnalo anche dalle pagine di cultura del Corriere della Sera la chiacchierata, l'intervista di Michela Proietti con Ornella Vanoni, 88enne, nata a Milano il 22 settembre 1934, ha venduto oltre 55 milioni di dischi in carriera. Sono nata ricca e annoiata, non ho trovato l'uomo giusto, andai a letto con uno sceicco e poi io gli regalai dei fiori. In ospedale solo in 3 sono venuti a trovarmi. Per Gino Paoli la mia sofferenza più grande, racconta. Tra le altre cose in questa intervista a pagina 21 del Corriere della Sera, Ornella Vanoni. Una cosa curiosa invece la racconta la pagina culturale del Quotidiano Nazionale. L'amore di Sibilla Aleramo. Lina, sei la mia lucida follia. Cordula Poletti, giovane femminista ravennate, era l'amore di Sibilla Aleramo. Le lettere testimoniano la relazione. Un anno di passione. Ti amo. Sarai passata nella mia esistenza come il mistero più abbacinante, come la verità più radiosa forse, trascendente i poveri limiti della mia anima. Sei bella, non posso darti nulla perché tutto ciò che è in me trovo centuplicato di potenza in te. All'uomo che ho amato ho dato il mio sorriso. A te, donna, vanno le mie lagrime. Possa tu amare la vita anche attraverso ad esse, come se fossero stelle. L'amore di Sibilla Aleramo per Lina Poletti è racchiuso nel carteggio che va dal 10 aprile 1909 all'8 giugno 1910, un carteggio raccolto in decenni di lavoro dalla studiosa Alessandra Cenni,
e pubblicato ora, le lettere più importanti, tra oltre un centinaio, da Castelvecchi Editore nel volume intitolato Lucida follia. Nel 1909 Sibilla Aleramo ha 33 anni, Lina 24. Il libro in cui la Aleramo racconta la sua vita, Una donna, ha avuto la prima pubblicazione nel 1906. È già noto tutto della scrittrice: il suo scioccante distacco dal padre, la follia in cui è precipitata la madre, la violenza subita a 15 anni dall'uomo che si è ritrovata costretta a sposare, la scelta di abbandonarlo e di abbandonare con lui anche l'adoratissimo figlio, l'adesione alla militanza femminista, la coscienza di non aver mai vissuto né l'amore romantico né quello dei sensi. Dal 1902 si era trasferita a Roma e vive col poeta e scrittore e direttore della rivista Nuova Antologia, Giovanni Cena. È stato proprio Cena, col piglio del Pigmalione, che non manca di ferire la donna, a battezzarla Sibilla e a darle quel cognome preso dalla poesia di Carducci, Piemonte, e Vigne Suol d'Aleramo, cancellando in lei l'anagrafe, Marta Felicina Faccio, e il soprannome degli affetti, Rina. L'incontro di Rina con Cordula Lina Poletti, studentessa ravennata e di ottima famiglia, avviene nell'agone comune dell'impegno femminista, e da qui l'amore saffico, così raccontato in questo libro Lucida follia, Castelvecchi, l'amore di Sibilla Aleramo e Lina Poletti. Con ciò abbiamo chiuso la nostra rassegna stampa di oggi, perlomeno gli articoli principali. Un po' di musica ancora adesso, di quella giusta, e poi andiamo un po' di musica, torniamo direi sul bluesaccio, ce lo ascoltiamo fino in fondo, B.B. King ed Eric Clapton, e poi abbiamo con noi Emanuele Boffi, direttore di Tempi, il mensile Tempi, tempi.it.